Viva il Veneto si perde fra gli applausi, ma sono solo le ultime parole del lungo omaggio tributato dal ministro dell'Interno Anna Maria Cancelliere alla terra e al popolo eredi della Veneta Serenissima Repubblica, antesignana dello Stato di diritto. L'incontro a Palazzo Balbi col governatore Luca Zaia segna l'apprezzamento e la riconoscenza che l'intero paese nutre nei confronti di una regione e di una popolazione che hanno contribuito in maniera determinante a conferire lustro all'Italia in Europa e nel mondo. Ho potuto sperimentare da vicino, grazie anche all'esperienza vissuta come prefetto di Vicenza, le straordinarie doti civili, morali ed umane. Un po' veneta d'adozione, la titolare del Viminale annuncia 4 impegni per il Veneto, innanzitutto sul fronte del contrasto alla malavita nella 6ª regione d'Italia per infiltrazioni mafiose. Quindi occorre una grossa attenzione. Poi il fenomeno degli imprenditori suicidi. Occorre sbloccare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni anche se il patto di stabilità è un muro. Bisognerebbe però trovare un altro po' di soldi da qualche altra parte, lo so, risolverebbe tutto. Purtroppo ci stiamo lavorando, ma la situazione è complessa. Quindi la difesa dei commissari per la Pedemontana e la terza corsia della A4. Il che vuol dire costi zero per lo Stato, non sono costi neanche per noi perché sono dirigenti, ma procedura semplificata per seguire i cantieri. Infine l'annuncio sulle province: non saranno abolite ma solo ridimensionate nel numero. Ci sono delle funzioni che pensiamo devono essere attribuite comunque alle province.